Quello che succede su Facebook, per dire, nei gruppi di Facebook, che so che molti dei miei ex clienti e pazienti amavano, è che quelle persone di quel gruppo in realtà sono tutti, tra virgolette, si sentono tutti malati, nessuno ha una soluzione, tutti si lamentano, tutti parlano di sintomi, ma nessuno parla di cosa sta funzionando per loro. Quindi in realtà sono tutti, diciamo, demotivati e ci si lamenta tutti insieme. No, questa cosa non voglio che questa esista nel mio percorso, cioè le persone non parlano principalmente di sintomi, ma parlano di soluzioni, se vogliamo anche ci si apre al mondo delle emozioni, della parte emotiva, perché molte volte non è che il nostro partner, il nostro compagno, la nostra compagna è sempre disposta ad ascoltarci e vogliamo, insomma, in questo spazio sicuro dare voce anche a quello che magari non ci fa sentire bene, che comunque questo è anche un esercizio terapeutico, cioè ve lo dico, dare espressione attraverso voce e attraverso il movimento a qualcosa che ci fa sentire male è una terapia, cioè a volte basta solo parlarne e si risolve già molto di quella problematica fisica, no?